torneo delle regioni si appresta a vivere l'atto conclusivo con le finali di tutte le categorie del calcio a 11, presenti alla competizione della Lega Nazionale Dilettanti. Lunedì 25 aprile l'Italia avrà i suoi campioni, tra giovanissimi, allievi, juniores e calcio femminile. Nel frattempo il futsal ha incoronato l'Umbria in rosa e la Puglia per il calcio a 5 maschile. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go you're gonna leave 'em all in awe. You don't have to feel like a wasted space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you'll know. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across. 2011-2012 partirà il primo campionato nazionale di calcio a 5 femminile. Questo è il segno tangibile che il movimento delle donne che fanno questa attività del calcio a 5 è cresciuto notevolmente, si è consolidato. La possibilità di disputare un primo campionato nazionale mette diciamo la nostra federazione, la Lega Nazionale Dilettanti e la Federazione Italiana Gioco Calcio sicuramente in un contesto di altissimo livello anche nel paragone con le altre realtà internazionali. Vinca il migliore e massimo fair play e massimo rispetto dello sport, e ovviamente tra gli atleti e le atlete ci sono in campo degli avversari, non ci sono dei nemici, insomma, ecco. Sì, è un investimento che sta facendo il Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti su questo sistema di calcio a 5 femminile che poggia le sue basi sulla grande voglia di queste ragazze di giocare al calcio a 5. What's the worst thing
A De Matos una vittoria rimonta, è ancora più bello vincere così dopo la sconfitta dell'anno scorso e tu c'eri in campo. Io c'ero l'anno scorso, peccato che abbiamo perso la finale supplementare, però quest'anno non abbiamo sbagliato la stessa cosa dell'anno scorso e possiamo portare a Puglia la Coppa che tutti noi volevamo, del primo allenamento fino adesso siamo una famiglia con i ragazzi e allenatori, tutti, só abbiamo da ringraziare tutti. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this. Abbiamo giocato bene, siamo stati sfortunati sull'ultimo gol, un rimballo, sono stati più bravi, però noi ci siamo impegnati. Siamo stati sfortunati, è andata così, va bene lo stesso, bella esperienza. Sì, sono molto soddisfatto perché comunque la squadra ha reagito bene e siamo partiti un po' siamo partiti molto tesi, però poi la Sardegna era molto inferiore a noi. Noi abbiamo giocato molto bene e non abbiamo permesso niente. Hanno fatto 2 tiri, ma siamo stati sempre pericolosi. 1-0 è stato poco per quello che abbiamo fatto. Sono veramente molto contento anche perché siamo un gruppo fantastico, devo dire. E mo speriamo di vincerla sta finale. Tutta la responsabilità dell'Abruzzo sulle vostre spalle? Sulle spalle nostre, anche perché siamo rimasti l'unica squadra d'Abruzzo ad arrivare fino alla fine, quindi anche questo ci dà un motivo in più per vincerla sta finale. Il torneo delle regioni 2011 non vuole essere l'ultimo dei primi 50 anni, ma il primo di una nuova era. Un'era in cui i mezzi di comunicazione hanno ridotto al massimo le distanze tra il pubblico e i protagonisti del campo. La Lega Nazionale Dilettanti per il torneo ha avviato una nuova stagione, internet, social network, il tempo reale delle gare su iPhone, senza dimenticare l'impegno di una redazione per un giornale dedicato ed una trasmissione su YouTube. Tutto per riportare al centro i giovani calciatori della LNB, per renderli parte della grande famiglia dei dilettanti, per vivere ogni partita come la finale della Coppa dei Campioni.